Buongiorno, la rassegna stampa del 12 giugno, partiamo dal mattino per quanto riguarda la provincia di Padova. Rette in casa di riposo, ora arrivano gli aumenti, RSA costrette a ritoccare le tariffe di 3-4 euro al giorno a causa dell'incremento dei costi, nuovo salasso per le famiglie, liste di attesa lunghe, servono migliaia di posti. Il padre così ha colpito mia figlia a martellate, tentato femminicidio, se ne parla ancora dell'articolo di Bellotto a pagina interna del nostro mattino di Padova di oggi. C'è la fotonotizia invece che ricorda Padova, ricorda il sorriso di Anna, una vocazione per l'Europa, la ragazza morta, sapete, nell'incendio purtroppo. Quello che è capitato, ne abbiamo parlato negli scorsi giorni, 30 alberghi dismessi, ma c'è un piano di rilancio, il futuro delle terme. Inizia la festa del Santo, domani torna la processione, Padova sarà gremita di pellegrini. Alla Mandria in 1000 senza medico, raccolta di firme, c'è questa grande protesta. Invece il cibo dedicato a Berlinguer come una panchina, ma d'altronde così è fatto il cibo, è logico che uno magari non ci crede, non ci fa caso, prende e va a sedersi e purtroppo sono cose che vediamo un po' dappertutto e un po' regolarmente. Il Gazzettino invece vediamo che c'è una bella notizia per il trionfo di Le Mans, della Ferrari, dopo svariate decine di anni. Poi andremo a vederlo anche su altri giornali, come Marco e Gloria morta nella casa che brucia, un sensore l'avrebbe salvata, tragedie causate dall'avidità. Anche il Gazzettino si occupa della notizia che abbiamo visto poc'anzi sul mattino: migranti, aiuti alla Tunisia, von der Leyen, subito 150 milioni, ma il presidente africano alza la posta, Crosetto, il gioco, il futuro dell'Unione Europea. E la brutta notizia sulla strada, ucciso motociclista a causa di un cavo, pensate, incidenti sulla Treviso Mare, purtroppo una dinamica da chiarire. Codice della strada, dall'ergastolo della patente ai monopattini, le nuove norme. Fa un po' sorridere anche questa cosa qua. Sul Corriere della Sera, sapete che non c'è il Corriere del Veneto lunedì, andiamo a vedere un Djokovic che trionfa, re degli slam. Notizia, naturalmente le notizie sono più nazionali: migranti intesa a metà con Tunisi, il viaggio di Meloni e von der Leyen, non farò la guardia di frontiera, sparisce 5 anni dal cortile di casa l'ipotesi di rapina. E sotto, come vedete, bellissima la foto delle rosse, la Ferrari che dopo 58 anni vince Le Mans, mamma mia ragazzi, tantissimo, e Bagnaia che si impone al Mugello. Non è Valentino Rossi, però trovarne un altro Valentino Rossi sarà difficile, ma cominciamo ad avere dei bei pilotini che girano e questo non è niente male. Un'occhiatona la diamo anche alla pagina generale oggi di lunedì, diamo la pagina generale di Notizie Plus senza andare per ogni provincia, quella più o meno sono sparse. 3 minorenni bloccati nel Brenta sono salvi, l'allarme bomba alla stazione di Venezia di domenica 11, poi a Treviso la nuova sede regionale dell'associazione donatori, e Quarto d'Altino schianto tra 2 auto, morta una donna. Poi naturalmente se voi volete andare nelle varie, vedete, nelle varie sezioni trovate delle notizie più dettagliate, che comunque erano partite alcune già da sabato, quindi è meglio per il lunedì noi cerchiamo di dare uno spazio un po' più generale. Vedete che comunque le notizie ci sono quelle: allarme bomba alla stazione di Venezia per quanto riguarda la sezione di Venezia, e poi anche a Padova le cose che sono successe a Padova le trovate nelle varie sezioni delle nostre Notizie Plus, che tutti i giorni vengono costantemente aggiornate.